Dopo il successo del saggio Il segreto per attrarre ogni cosa, è in edicola da una settimana il suo libro di poesie, Le labbra dell'anima. Il mio nuovo libro di poesie, Le labbra dell'anima, in vendita in tutte le edicole e le migliori librerie. Dopo, giusto appunto come tu dicesti poc'anzi, Il segreto per attrarre ogni cosa, che è uscito l'anno scorso e di cui oggi si può dire che c'è una nuova edizione già in circolazione presso le edicole e le librerie. Perché questo titolo, Le labbra dell'anima? Le labbra dell'anima ha un titolo, diciamo così, frizzante, molto forte, perché inerisce a un discorso, diciamo, molto più filosofico che sensuale nel termine, diciamo così, stretto della parola. Le labbra dell'anima sono la sensazione che travalica la stessa diciamo, sensazione tattile del bacio, quello che noi riusciamo a sentire, non ad assaporare, ma a sentire nel momento in cui baciamo la persona che amiamo, questa sensazione è già l'anima, ossia le labbra dell'anima di un soggetto.